Bentrovati. Un paio di settimane fa un preside di una scuola primaria di Rozzano in provincia di Milano è stato massacrato dai giornali e dalle televisioni perché è ritenuto colpevole di aver vietato il presepe nella sua scuola per non toccare la suscettibilità dei musulmani. Ma la realtà dei fatti è completamente diversa da come ci è stata raccontata. Infatti la storia vera è questa. Marco Parma, questo è il nome del dirigente scolastico della scuola, aveva semplicemente vietato a due mamme di insegnare dei canti natalizi ai bambini durante il normale orario scolastico. La questione è tutta qui e personalmente trovo che la scelta del preside è corretta. Sia corretta, i genitori non possono e non devono interferire sui programmi scolastici. Eppure, grazie ad una disinformazione che ha stravolto totalmente i fatti, l'episodio è stato recepito da molti cittadini come uno scontro di civiltà tra cristiani e islamici. E su un argomento simile è saltato a pie pari chi propugna ogni giorno la guerra santa contro l'Islam. Il prode Salvini, naturalmente, in questo caso supportato anche dagli ex berlusconiani La Russa e Gelmini. Salvini ridicolmente si è presentato davanti alla scuola di Rozzano con un presepe in mano, ma, bontà sua, ci ha risparmiato almeno la solita felpa d'ordinanza con magari scritto "Io sto con Gesù". Sarebbe stato oltremodo insopportabile ergersi a paladino della cristianità dopo gli anni dei deliri leghisti come i riti celtici pagani, le ampolle con l'acqua del Dio Po e altre amene rappresentazioni. Mentre Maria Stella Gelmini, sfidando il ridicolo, si è esibita nel canto natalizio "Tu scendi dalle stelle". Ma è giusto sottolineare che se nei giorni nostri la Sacra Famiglia entrasse nel nostro paese, come fanno le moltitudini che sbarcano sulle nostre coste, secondo il Vangelo di Matteo, ovviamente non evangelista, Salvini, dovrebbe venire immediatamente espulsa, così come i re magi che venivano dall'Oriente, sempre da clandestini. E questo non è sicuramente lo spirito del vero Natale cristiano, che parla di inclusione, di tolleranza e di pace tra gli uomini. Eppure dalle immagini televisive questo inedito trio, Salvini, La Russa e Gelmini, sembravano dei cristiani devotissimi. Naturalmente su questo fatto non poteva mancare l'intervento di Matteo Renzi, che ha scritto "Il Natale è molto più importante" di un preside in cerca di provocazioni. Poi, incredibilmente, il ministro dell'Interno Alfano ha ordinato a tutti i prefetti di allestire in tutta fretta un presepe nelle sedi prefettizie, mentre il sempre acuto Gasparri ha sparato contro il preside, il ministro dell'istruzione Giardini: allontani chi cancella il Natale. Eppure nessun musulmano aveva chiesto di non allestire il presepe nella scuola di Rozzano. Ed ora un'ultima perla. Sentite cosa scrive nella sua rubrica della Posta del Cuore, la posta proprio del cuore, sul settimanale berlusconiano Chi? Carlo Rossella, rispondendo alla signora Marisa di Strese che gli chiedeva come si può vincere l'ISIS. Ecco la risposta del nostro eroe alla sua elettrice: "Marisa mia, l'ISIS si vince ammazzandoli tutti uno per uno, senza pietà. Intanto si comincia a radere il suolo Raqqa, la capitale del fantomatico Stato. Più muoiono, meglio è. Ha ragione il presidente Hollande, un uomo con le palle, il cui esempio andrebbe seguito da tutti i paesi amici della Francia". E dopo questa delirante cretinata, molto probabilmente il buon cattolico Carlo Rossella sarà ritornato a casetta sua ad allestire con i nipoti il presepe per festeggiare degnamente un sereno Natale con la sua famiglia. Questo è il mondo in cui viviamo. Siamo diventati un paese incivile, infestato da ipocriti e da sepolcri imbiancati. Molti cristiani sono per finta, sparano tonanti: "Guai a chi ci toglie il presepe, a chi ci tocca il crocefisso nei luoghi pubblici", e poi usano parole e frasi anticristiani che fanno venire i brividi, comportamenti privi di qualsiasi umana pietà, degne del peggior nazifascismo. Per completezza di informazioni, gli ispettori dell'ufficio scolastico regionale lombardo, dopo l'ispezione della scuola di Rozzano, per fare chiarezza su questo episodio, non hanno trovato nessuna irregolarità nelle scelte del preside. Le sue decisioni sulle feste natalizie sono state concordate con tutte le voci della scuola e non c'è stata nessuna sua imposizione. Altro che il preside non vuole il presepe nella sua scuola per non toccare la sensibilità dei musulmani, come è stato riportato dalla quasi totalità dei media e cavalcato da quei personaggi politici che su questo argomento cercano di capire il consenso degli elettori meno preparati. E questo è tutto. E ora, visto che l'isola ritorna dopo le festività natalizie, vi auguro un sereno Natale e un buon 2016.